lista Venezia tra Luigi Brugnaro e Simone Venturini a 4 giorni dalla sua elezione a primo cittadino. Il neo sindaco promette: vi garantisco tutto il mio impegno. Una tramvata che hanno sentito sia a destra che a sinistra. Luigi Brugnaro, l'ormai ex sindaco di Venezia, nel suo ultimo giorno a Ca' Farsetti definisce così il successo della lista Venturini alle elezioni comunali. Lo sciopero generale dei sindacati di base blocca anche la città di Venezia. Tra Laguna e Terraferma, treni e vaporetti cancellati per dire stop ai tagli dei salari e alla guerra in Ucraina e Israele. Il blocco al Brennero preannunciato per le prossime ore fa scattare l'allerta in tutto il nord-est. Si preannuncia un sabato da bollino nero, allertate prefetture e forze dell'ordine. Energia, trasporti e spesa quotidiana spingono in alto il costo della vita a Venezia, dove ad aprile l'inflazione si è attestata al 2,6%. La CGIL di Venezia lancia un appello al sindaco: il comune intervenga. Continua il cammino dell'Umana Reyer alle semifinali scudetto. Dopo aver superato il Derthona, domani sera alla Virtus Arena lo scontro contro il Bologna. L'appuntamento alle 20. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La politica in primo piano con il passaggio ufficiale di consegne tra Luigi Brugnaro e Simone Venturini. Per la scelta dei nuovi assessori, ha detto il neosindaco, saranno premiate la competenza e la rappresentatività. Da oggi, da adesso, tra un minuto il tribunale hanno appena firmato, Simone è sindaco di Venezia, per cui con grande onore, grande piacere gli affido questa fascia. Il passaggio di fascia tricolore da Luigi Brugnaro a Simone Venturini è l'atto simbolico di un passaggio di consegne che da oggi è anche ufficiale. Dopo meno di 4 giorni dall'inizio dello spoglio delle schede elettorali, il nuovo sindaco di Venezia può cominciare il suo mandato ed entrare a Ca' Farsetti da primo cittadino. Buongiorno a tutti, buongiorno. È venuto da casa comunale, che bel sindaco che aveva, no come quello del prima. Vorrò essere il sindaco di tutti, di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato, appunto perché l'idea del servizio prevede questo, e soprattutto vi garantisco l'impegno a tener fede alle aspettative che ho ricevuto con questo voto. C'è anche una seconda fascia da consegnare a Venturini, quella della città metropolitana. Il sindaco del capoluogo è automaticamente a capo anche della vecchia provincia. Da sindaco metropolitano sarò più che altro un aiutante, un coordinatore, un sostenitore dei sindaci nei loro comuni, quindi la mia idea è essere un loro alleato, un loro, dove possibile, appunto supporto. Venturini preferisce ancora non sbilanciarsi, ma inevitabilmente le domande più frequenti sono sulla composizione della nuova giunta, sui criteri di scelta degli assessori. Sicuramente competenza, ma anche capacità di essere rappresentativi, quindi il voto ricevuto sarà sicuramente anche un criterio, così come quello della competenza, e poi vedremo le migliori persone per le migliori deleghe. Però ecco, oggi è prematuro parlare di giunta fino a che intanto non facciamo il passaggio poi formale della cassa del comune. In base all'accordo elettorale, a Fratelli d'Italia aspetterebbero 4 assessori su 10, ma il verdetto delle urne e la netta affermazione della lista Venturini hanno riscritto profondamente i rapporti di forza tra alleati. Il neosindaco comunque smorza i toni. Si vince tutti insieme, ha vinto una coalizione, io non avrei vinto senza la coalizione. Una lezione politica ai partiti nazionali. Al suo ultimo giorno a Ca' Farsetti, l'ormai ex sindaco Luigi Brugnaro definisce così il successo della lista Venturini. Una tramvata, ha detto, che hanno sentito sia a destra che a sinistra. Penso che l'abbiano capito, penso che l'abbiano capito. Non lo diranno mai, non lo accetteranno mai, ma gli è arrivata forte la tramvata, a questi e a quelli, a tutti e due. Dalle elezioni comunali di Venezia i partiti nazionali hanno preso una tramvata, quelli di destra e quelli di sinistra. È la lettura politica, franca e diretta dell'oramai ex sindaco Luigi Brugnaro. La lista civica di Simone Venturini ha sostanzialmente confermato i numeri della lista Brugnaro. L'esplorazione dei cittadini che sono stanchi di dover decidere come decidono i partiti, che vogliono decidere liberamente, non gliene frega niente le indicazioni di voto che vengono date, cioè a Venezia almeno succede così, non è successo solo oggi, è successo anche in passato. Nella nostra storia questa città è una città libera. Chi discute, perché discute animatamente, lo sappiamo bene, però nessuno ha mai cercato di tarpare le ali alla discussione. Accettiamo il confronto.
Nel suo ultimo giorno a Cafarsetti, Brugnaro non può non ripensare a tutti gli anni trascorsi qui. Ringrazio quelli che ci hanno votato e quelli che non ci hanno votato, perché ho ringraziato, ieri ho chiamato Andrea Martella per ringraziarlo per la plomba e per le dichiarazioni, per il modo con cui si è comportato. Ritengo molto ingeneroso le critiche che gli hanno rivolto personalmente e ingeneroso. Nella realtà qualcuno gli aveva dipinto una situazione che non era vera, non era reale, come non è reale il pensiero che non siano state fatte cose a Venezia. Qual è la cosa per cui vorrebbe essere proprio ricordato nei suoi 11 anni di mandato? La prima cosa che dovrebbe venire in mente ai cittadini? Che sono una persona onesta, profondamente onesta. Più dimostrarlo così non riuscirei. E la cosa che più mi ha amareggiato è che alcuni come me, che hanno tanto da perdere, non so se si candiderebbero a posizioni del genere. Io lo rifarei domani mattina. Al momento del passaggio di consegne con Simone Venturini, il suo ultimo atto da sindaco, Brugnaro ha ripensato a se stesso 11 anni fa. La cosa che mi ha più colpito è sentire la passione di questo ragazzo che parte con tutte le energie. Mi sono venuti in mente quando sono arrivato io la prima volta, con tutte le mie voglie di migliorare. Ed ora lo sciopero dei sindacati di base che ha creato non pochi disagi sia in centro storico che in terraferma. Contro le guerre, contro tutte le guerre, contro tutte le economie di guerra che stanno affamando le famiglie. Stanno buttando soldi sul riarmo, mentre le famiglie fanno fatica a arrivare alla fine del mese. Queste le motivazioni al centro dello sciopero generale dei trasporti proclamato dal sindacato di base che ha coinvolto anche Venezia e la sua area metropolitana. Le organizzazioni sindacali si sono ritrovate in presidio a Mestre, in piazza Barche, per dire basta alla guerra e basta ai tagli. Non si può tagliare sul sociale per finanziare qualsiasi altra cosa come il bosco dello sport, che potrebbe essere, in altri momenti potrebbe essere anche una cosa ben vista e ben fatta, però oggi come oggi la priorità è le famiglie che non arrivano alla fine del mese. La mobilitazione della durata di 24 ore ha creato forti disagi alla circolazione di autobus, vaporetti e motoscafi, con interruzioni anche nei collegamenti acquei. Si tratta del secondo sciopero in pochi giorni. Il 18 maggio un'altra mobilitazione aveva già provocato pesanti difficoltà negli spostamenti in laguna. I sindacati criticano i salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smaltellato e miliardi di soldi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. E se non fermiamo questa corsa alla guerra che oggi sta devastando la Palestina, sta devastando l'Ucraina, sta devastando il Sudan, sta devastando il Libano, l'Iran e così via, se non fermiamo questa corsa alla guerra, l'esportazione della guerra finirà con portarci la guerra anche in casa, e la guerra in casa è questa fondamentalmente: taglio delle necessità sociali, delle spese sociali e incremento delle spese per la guerra. Noi vogliamo fermare tutto questo. Domani la manifestazione ambientalista in Austria bloccherà il valico del Brennero con il timore di fortissime ripercussioni sulla circolazione in tutto il nord-est. A mia memoria è la prima volta che abbiamo una manifestazione così importante, che ritengo probabilmente anche giusta contro l'inquinamento, però è l'ennesimo disservizio nei nostri confronti, e non solo, questa volta coinvolgo anche il mondo del turismo nostro, perché bloccano sicuramente l'affluenza di tutto il mondo della Germania e dell'Austria verso le nostre spiagge. Purtroppo l'Austria fa partita un po' a sé, perché quando decidono di fare certe manifestazioni o certe iniziative loro partono con una decisione e l'Europa sembra insensibile a fermare queste problematiche. Una manifestazione organizzata da gruppi ambientalisti in territorio austriaco per sabato 30 maggio dalle 11 alle 19 rischia di mettere in ginocchio il traffico a nord-est con l'annunciato blocco del Brennero. E se la protesta punta a richiamare l'attenzione sull'impatto del traffico lungo l'asse alpino, la stessa comporterà la chiusura dell'autostrada A13 e della statale 182 sul lato austriaco tra Schönberg e il valico, con le ripercussioni che interesseranno inevitabilmente anche l'Italia. Già allertate le prefetture venete con un vertice tenutosi in queste ore, ma si temono problemi di vario genere, come spiega il sindaco di Cessalto, paese di snodo della 4 del traffico verso le spiagge. Il nostro tratto potrà essere ulteriormente intasato d'auto per questa motivazione, dato che c'è già il periodo del Pentecoste, quindi i turisti nelle nostre spiagge. C'è la festa della Repubblica, quindi di conseguenza il weekend lungo, e quindi di conseguenza si avranno ulteriori auto nell'autostrada.
L'attività comunque si è fatta un'attività preventiva di controllo e quindi staremo ulteriormente sulle strade, noi con la polizia locale per quanto possibile e tutti gli altri enti, in previsione anche del fatto, Dio non voglia, che ci sia un incidente. Una manifestazione che scopre il nervo debole delle infrastrutture e poi ci sarà il fattore caldo. Vanno a incidere su delle persone che stanno lavorando e che non necessariamente devono essere bloccate su un'autostrada con queste temperature, non risolvendo nessun problema, perché l'inquinamento lo sappiamo tutti che è una cosa importante e dobbiamo cercare di modificarla. Però non è così che si risolvono i problemi, bisogna creare infrastrutture, la politica deve essere più veloce e invece in realtà le cose, le infrastrutture sono vecchie e purtroppo la merce gira su gomma perché costa meno del treno e è più veloce nelle consegne. A Venezia l'inflazione accelera e colpisce soprattutto energia e beni essenziali. La CGIL chiede al Comune un confronto urgente sul caro vita. Energia, trasporti e spesa quotidiana spingono in alto il costo della vita a Venezia, dove ad aprile l'inflazione si è attestata al più 2,6%. Tra i rincari più significativi il gasolio da riscaldamento, il gas naturale e l'elettricità, con aumenti a doppia cifra. In crescita anche i trasporti, dai collegamenti acquei ai voli europei fino ai carburanti. Nel comparto alimentare picchi anche oltre il 30% su prodotti freschi, mentre le camere d'albergo segnano un più 38%, dato che conferma la pressione dei flussi turistici sui prezzi locali. Ancora una volta, ancora anche questo mese, i redditi delle famiglie sono colpiti pesantemente dall'inflazione. Vuol dire che tutto cresce, non solo i carburanti, ma crescono i beni di prima necessità, cresce il costo del trasporto, crescono tutte quelle necessità che hanno le famiglie. Allora su questo servono interventi, non si può stare a guardare, non si può guardare l'impoverimento delle famiglie. La CGIL di Venezia rimarca come la situazione stia diventando insostenibile per famiglie, lavoratori e pensionati. Per questo si appella direttamente al neoeletto sindaco Simone Venturini. Il nuovo sindaco Venturini intervenga, costruisca un tavolo che affronti questa crisi che colpisce il nostro comune su temi fondamentali. Si può intervenire sulla tassa dei rifiuti, sulle addizionali IRPEF, sul costo del trasporto, su tutti quegli strumenti in cui l'amministrazione comunale può essere vicina ai suoi cittadini. L'aumento dei carburanti sta producendo l'aumento dei prezzi di prima necessità. Le persone non rinunciano più solo a curarsi, ma rinunciano anche a mangiare. Sembra strano dirlo, ma è così. Nel nostro comune le persone rinunciano ad acquistare i beni di prima necessità, proprio perché pensioni e redditi non consentono più alle famiglie di arrivare alla fine del mese. Giovani e lavoro, si è concluso a San Donà di Piave un progetto che ha coinvolto studenti e imprese. Oggi il tasso di disoccupazione in Italia dei giovani tra i 15 e i 25 anni si attesta al 19%. È uno dei minimi storici delle nostre serie storiche italiane, ma rimane uno dei livelli di disoccupazione giovanili più alti d'Europa. È quindi necessario per rafforzare il nostro sistema manifatturiero, per affrontare le sfide del futuro, riuscire a coinvolgere di più i giovani nel mondo del lavoro, riuscire ad attrarre le eccellenze dei giovani nel nostro sistema produttivo. È questo l'obiettivo della 2 giorni di studio, confronto e aggiornamento svoltasi nella scuola Don Bosco di San Donà di Piave con studenti e studentesse del settore elettrico, energetico, informatico, meccanico e legato all'automotive. Imprese e lavoratori si sono confrontati sulle migliori strategie di avvicinamento reciproco grazie al progetto di Apindustria Servizi insieme a Confapi Venezia e i Salesiani Don Bosco. Il centro di formazione professionale dei Salesiani favorisce l'incontro tra imprese, aziende e giovani. Lo fa in una maniera strutturata ma informale per il tramite dei corner dove ciascuna azienda mostra ai giovani, che sono un elemento chiave per il lavoro e il sistema manifatturiero del futuro, ciascuna azienda mostra quello che fa e come è il luogo di lavoro, proprio per appassionare i giovani anche al nostro sistema di imprese territoriale. Ai vari eventi organizzati hanno partecipato circa 120 studenti per 5 indirizzi di studio curriculare. Le aziende totali coinvolte sono state invece 35. È una delle cose più belle che possiamo fare, investire nei nostri ragazzi, investire nelle nostre scuole e spiegare agli studenti che il loro futuro è a portata di mano, che il futuro è una loro scelta e che la possibilità che hanno oggi, molto più diffusa di quella che avevamo noi, perché oggi sono pochi i ragazzi, di scegliere
scegliere il loro lavoro e di puntare su un futuro che sia veramente qualificante è veramente un passo che le amministrazioni non possono perdere. E vogliamo che i ragazzi siano felici di dove vivano e che non siano costretti ad andarsene. Diamo loro gli strumenti necessari per entrare nel mondo del lavoro ed essere veramente felici al mattino quando ci si alza per andare a lavorare. Ed ora vi raccontiamo la storia di Giacomo Zuanella, scrittore non vedente dalla nascita, che è riuscito a pubblicare il suo primo libro fantasy, che ha stupito tutti anche al Salone del Libro di Torino. Non vedente dalla nascita, ma profondamente dotato di tanti altri talenti e capacità, tra cui una sensibilità e intelligenza non comuni, Giacomo Zuanella, giovanissimo scrittore veneziano, originario del Lido di Venezia, è riuscito a pubblicare il suo primo libro, La profezia dei Mezzaluna, una storia fantasy completamente inventata dalla sua creatività. In questo racconto Giacomo, ad esempio, descrive, pur non avendoli mai visti, i colori associandoli a un elemento, la luce, il verde, il colore dell'erba, dimostrando così che dove non arrivano gli occhi possono riuscirci ugualmente mente e cuore. Il libro parla di questo ragazzo di nome Aaron, che è un non vedente dalla nascita, che si ritroverà orfano per delle vicissitudini che sono accadute alla sua famiglia, e assieme ad altri 4 giovani ragazzi dovrà sconfiggere le forze del male. Il libro è stato presentato con grande successo all'Hotel Panorama del Lido di Venezia e poi è arrivato al Salone del Libro di Torino, dove è diventato un esempio virtuoso nazionale. Il protagonista della storia, inventato Aaron, è l'alter ego di Giacomo. E più di un libro è l'invito ad entrare nel suo mondo, che sa ben guardare, saldo e fiero, con il cuore oltre il buio. Un altro libro da scrivere? Sì, ho qualcosa in mente, sarà un po' complicato, però spero che possa stuzzicare la vostra curiosità. La specialità di Giacomo è che lui descrive dei mondi non avendo mai visto il nostro mondo. Lui solo lo interpreta e ha un'immaginazione incredibile. Ed ora l'intervista esclusiva al direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, appena arrivato al Lido per iniziare il rush finale della selezione. Ben tornato a casa al Lido. Grazie, grazie. È sempre un piacere incontrarti al momento del mio arrivo. E parte il rush finale verso la selezione, la maratona della selezione. Come siamo in atti di partenza? Sono 2 mesi intensissimi, perché ci aspettiamo circa 2000 film tra lungometraggi, documentari e cortometraggi, forse ancora di più. Per fortuna siamo in tanti a vedere i film, perché da solo non riuscirei mai a vederli tutti. Il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, come bella tradizione, appena sbarcato da poche ore al Lido, concede subito alle emittenti del nostro gruppo una lunga intervista esclusiva sulla mostra che verrà al Lido dal 2 al 12 settembre prossimi. È vero che non ci sono in questa stagione grandi film americani? È vero, gli studio sono un po' in difficoltà, hanno prodotto pochi film quest'anno, alcuni grandi lavori che escono però durante l'estate, il film di Spielberg che sta per uscire, il film di Nolan tratto dall'Odissea. Che però non saranno pronti in tempo per la mostra? No, usciranno prima, uno esce a giugno, l'altro esce a luglio, ci saranno film da tutto il mondo, ci sono molti film italiani che non erano pronti per Cannes, saranno pronti per Venezia, sono tantissimi, anzi il problema sarà dover dire di no a qualcuno perché non c'è spazio per tutti. Barbera dà un buon giudizio dell'ultimo Festival di Cannes. È stata una buona edizione, a dispetto di quelle che dicono, di quelli che ne hanno parlato così. Ho visto almeno 10-12 film veramente belli e mi sembra una media alta per un festival. E per la mostra di Venezia ci sarà qualche novità logistica o sarà tutto un po' come... No, non ci sono novità logistiche, non ci sono novità neanche che riguardano la struttura del programma, tutto funzionerà come al solito. Ed ora siamo alla pagina dello sport. Inizia domani sera alla Virtus Arena la serie dell'Umana Reyer alle semifinali scudetto.
Dopo aver superato Derthona ai quarti di finale in gara 5, continua il cammino dell'Umana Reyer maschile alle semifinali scudetto. Gli Orogranata sabato con palla 2 alle ore 20 e lunedì faranno visita alla Virtus Arena a Bologna per ottenere la qualificazione alla finale scudetto, che sarebbe un sogno. Gara 3 giovedì al Tagliaccio di Mestre. Coach Spacchia è soddisfatto di questa serie, che era molto competitiva, molto difficile per giocare anche in condizioni per giocare quelle partite di playoff è completamente diverso di una stagione normale. 5 partite in 9 giorni non è facile giocare in Europa, penso che sono più cose NBA, però complimenti ancora una volta ai nostri ragazzi che hanno sopravvissuto e che hanno fatto cose giuste per arrivare in questa posizione, giocare contro Bologna. Noi siamo preparati, abbiamo fatto tutto il che pensiamo che devi fare. Per i tifosi della Reyer che vorranno seguire la squadra in trasferta, la società nei giorni scorsi ha messo a disposizione gratuitamente il viaggio in pullman e l'ingresso omaggio alla partita, un bel gesto concreto di attenzione verso la tifoseria. È il terzo anno consecutivo che la Reyer sfida la Virtus Bologna alla serie dei playoff. Aspettiamo una squadra con grandissimo talento. Contro Derthona abbiamo giocato contro una dei migliori linee di perimetri in questo campionato. Questi che andiamo a giocare adesso contro, loro sono veramente gente con tanti punti in mano, devi fare tante cose in difesa per fermarli. È tutto da Venezia, vi lascio dopo la sigla alle previsioni del tempo. Arrivederci.